Secondo le statistiche, negli ultimi decenni è aumentato l'interesse verso nuovi modelli relazionali, come ad esempio la coppia aperta, quella coppia che accetta di poter avere altre relazioni sessuali al di fuori del proprio partner. Se anche voi volete dare una sterzata alla vostra relazione e non sapete come dirlo al vostro partner, seguite questo semplice tutorial. Come proporre a Claudio di diventare una coppia aperta senza fargli venire un infarto? Come prima cosa, scegliete la serata adatta in cui il vostro partner appare totalmente sereno, disinvolto e preferibilmente in abiti casalinghi. Vabbè, questo è facile, tanto lui si veste sempre di merda. Amore, sono a casa! Fategli degli esempi di coppie famose che hanno rivelato di aver trovato la felicità in questo tipo di relazione, come Will Smith, Demi Moore, Justin Timberlake, tutti personaggi che hanno deciso di gettare benzina sul fuoco della loro passione. Sì, gettiamo benzina, fuoco, passione, trasgressione. Spiegate i vantaggi della coppia aperta e chiarite la regola principale. È consentito solo fare sesso con altre persone, senza farsi coinvolgere in un'infedeltà emotiva. Sì, apriamoci a nuove esperienze, noi e gli altri. Se ci riuscirete, diventerete i rappresentanti di un nuovo monumento dell'amore. Ok. Spero che questo tutorial vi sarà utile e ricordate, la libertà che ci si dà a vicenda è la più alta definizione dell'amore. Innalziamo la passione e spegniamo il romanticismo. Troppo bello. Amore, ma sei tornato a casa? Sì, amore, sono a casa, e tu? Certo che sono a casa, ti sto rispondendo dal bagno. Ah, giusto. E allora preparati perché appena esci ti devo dire una cosa importantissima. Ecco, bravo, pure io ti devo parlare. Sì, ma io ti devo parlare di noi, amore, perché è arrivato il momento che la nostra coppia si apra verso un nuovo futuro. Oh mio Dio, hai usato veramente il verbo aprirsi? Sì, amore. Perché anche io voglio che ci apriamo ad un futuro più aperto. E allora apriamo. Sì, perché solamente aprendo le nostre menti possiamo distruggere le tradizioni. E allora apriamo. Sì, perché solamente aprendo i nostri cuori possiamo aspirare all'eternità. E allora apriamoci a cazzi porta, amore, perché sennò non comunichiamo. Hai capito? ragione, amore, allora apriamo. Sì, allora apriamo. Quando te lo dico io. Va bene. Allora, al mio via. Allora, 3, 2, 1, apri! Gesù. No, amore, apri e così, non così, amore. Perché è chiuso, amore? Perché è chiuso, amore? Amore, perché c'hai un mazzo di rose in mano? È perché le rose sono quei fiori tipici che si usano quando si fanno le proposte di richieste di proposta, capito? E perché c'è una Torre Eiffel a casa nostra? È perché la Torre Eiffel è proprio il simbolo di dove si fanno le richieste di proposte di richieste, capito? Ma che italiano stai usando? L'italiano che si usa per fare le richieste di proposte. No, questo è l'italiano che si usa per le proposte di minchiate. Dai, Anna, per favore, esci, dai. Va bene. Allora, di nuovo, al mio via. Allora, 3, 2, 1, apri! È emozionata. Fermala. Anna, amore mio! Gesù! Sono passati ormai 10 anni da quando stiamo insieme. A me sembrano 49. Proprio per questo è arrivato il momento di diventare un'unità inscindibile, l'uno alla metà dell'altro, chiusi per sempre nella nostra meravigliosa casa, fatta da me e da te, nell'insieme di me, di te e di noi, insieme del noi. Ma come parla? Anna, amore mio, mi vuoi sposare? È così che me la immaginavo. La proposta? No! La morte! Come la morte? No, ma non si fa così. Anna!
questo è il momento dello spettacolo più bello perché posso fare che voglio. Anna! Anna! No, sei svenuta! Anna! Non ti preoccupare, amore! Ti salvo io! Ti salvo io! Ti salvo io! E allora? Amore, mangiati la nacia pizza, sai? Mi raccomando, va bene, ci penso io, da qua, ti prendo da qua, e vieni su, allora aspetta, appoggiati di qua, i piedi da qua, li mettiamo qua, e non abbiamo fatto niente, Va bene, allora ti metterò nel divano col potere della telecinesi a me e Wingardium Leviosa, Haselehi, Halasa, Hasala, Ama, Ala, solo! Grazie. Sta minchiata è troppo bella, mi piace troppo. Anna! Amore, mamma mia. Mamma mia. No, mamma mia, lo dico io, amore. Mangiati le naci quattro briochine canutella, sai? Che non ti fare venire più in mente di svenire quando sono solo a casa. Che almeno fammi chiamare un paio di amici, qualcuno, perché... Amore, ho fatto un incubo assurdo, ti giuro. Ho sognato che mi chiedevi di sposarti in modo orribile. Come orribile? E tipo mi portavi un mazzo di fiori che si portano ai morti. No, non si portano i morti. Eri vestito malissimo. Ma perché sono vestito E male? poi mi portavi un anello baggiano. No. Che sicuramente l'avevi comprato da Bijou Brigitte, sicuro. Ma quelle Brigitte e Bardot, amore. No. Ma poi lo sai qual è la cosa più brutta? Quale? Che mi portavi sotto la Tour Eiffel come i peggiori tamarri. Che io se ci penso vomito. Ma vomiti per i tamarri o per la Tour Eiffel? Giusto per... No, per tutte e due cose messe insieme. Ah, perché la Tour Eiffel è un richiamo per i tamarri. Tu lo ok. sai come la chiamano? Come la chiamo? La Tamarra Eiffel. Buono. Ma io dico perché non cambiano torre, perché non sono un poco più originali. Ed io ci avevo pensato, ho detto magari io la porto sotto la torre di Pisa, solo che lì c'è il rischio che le cose vadano storte, capite? Quindi non me Vabbè, la... senti, mi sento meglio, mi alzo. No, Kita, no, una, no, una, Amore, perché stai facendo così? Perché sto facendo così? Perché tu non vedi cosa c'è al di là? E quello che c'è al di là non c'è al di qua. E quello che c'è al di là mi mette ansia, Amore, che è successo? Che succede? È successo che io non so se tu sei pronta ad accettare quello che è successo questa notte in questa casa. E che è successo in questa casa? Questa notte in questa casa è successo che è entrato Un ladro? un tascio. Amore, a casa delle persone entrano i ladri, no i tasci. Giusto, soltanto che i ladri rubano, mentre i tasci lasciano. E quello che lasciano sono cose tamarre, tremende, mi credi? Ma tipo? Tipo. Guarda cosa hanno lasciato questa. Ma io non lo capisco perché stai facendo così, veramente. Mascalzoni! No, non si lasciano le Torri Eiffel a casa delle persone per bene. Che tu ora cosa devi pensare? Che l'ho presa io quella Torre Eiffel? No, perché fu un tascio che è entrato. Non ti preoccupare, ora chiamo la polizia dei tasci e lo faccio arrestare, amore. Claudio, che cos'è questa cosa? Allora, è entrato un tascio stanotte. Claudio, la banda dei tasci non esiste. No. Che cos'è questa cosa a casa mia? Un souvenir. Un souvenir. Sì, Francesco, il mio amico, è andato a Parigi, non sapeva cosa portarmi e mi ha portato questa Tour Eiffel piccola. Piccola! Rispetto all'originale piccola. Cioè, fammi capire. Sì. Francesco, Sì. che parte sempre con lo zainetto per non pagare l'extra del bagaglio, ha portato una Tour Eiffel di queste dimensioni. Poi se l'è messa sotto il giubbotto, non se ne è accorto nessuno. Claudio, dimmi la verità! No, questo niente. Io ho mangiato fiori e ho vomitato petali. Niente, tutta... Claudio, dimmi la verità. Che c'è, sì. Io poco fa sono svenuta e non perché ho fatto un incubo vero, ma perché tu mi hai fatto veramente la proposta di matrimonio sotto la Tour Eiffel. Sì, va bene, la Torre Eiffel l'ho presa io, va bene, e lo sai perché? Perché io sogno tascio, va bene?
Io sogno la peggio specialità, scelta maggiore mese insieme, sogno io, va bene? Sì, la Torre Eiffel l'ho presa io e la proposta te l'ho fatta io. Oh, e basta. Ma io dico, ma come ti viene in mente di farmi una proposta di matrimonio senza avvisarmi? Amore, ma le proposte così si fanno all'improvviso, non te le devi aspettare. Certo, come le cacate degli uccelli. A che stai tranquilla, a che stai nella merda. Vedi che visione romantica che ha del matrimonio, vedi? Ma certo, perché a senso tuo tu arrivi, ti metti in ginocchio, mi chiedi di sposarti e io così in un secondo e presa dalla botta devo decidere se passare tutto il resto della mia vita con te. Ma sei pazzo? Ho capito, ma tu la proposta come la vuoi fatta, amore, scusa? Ma io non la voglio fatta la proposta. Vabbè, ok. È proprio sbagliato il concetto di proposta. Si propone una pizza, un sushi, un cinema, ma non il matrimonio. Oh! Cos'è? Gioia mia! Ma con chi ti pare che stai parlando tu? Con la principessa Sissi? No, è evidente che... È evidente che no, è evidente La che... principessa Sissi che sta aspettando il suo principe azzurro su cavallo bianco? No, mi piacesse avere una bella principessa. È che io mi pigliavo a bestia. Io in realtà... Io sbagliavo favola, capito? Ho sbagliato favola. Dimmi una cosa. Sì. Tu mi vuoi sposare? Mi piacerebbe. Bene, e allora come minimo mi devi mandare il tuo curriculum aggiornato, la tua istruzione, i tuoi ultimi esami del sangue, il tuo ultimo estratto conto e poi ti faremo sapere. Che è la NASA. Esatto, io sono la NASA e il matrimonio è l'Area 51, un territorio inaccessibile. Perfetto. Forse a questo punto faccio prima a maritarmi con Jennifer Lopez, mi credi? Ho più opportunità. Claudio, non fare tanto lo spiritoso, sai? Perché lo sanno tutti. Cosa? Per sposarsi bisogna avere soltanto un requisito. I soldi. L'amore. Ma i soldi? Sì, ma l'amore. Sì, ma i soldi? Sì, ma l'amore. Ho capito, ma non è che quando ti sposi e vai a pagare la sala di ricevimento, cioè ci dice ti amo. Dice l'amore a voi, i soldi a noi, così funziona. Vabbè, capito? però per sposarsi bisogna avere l'amore. L'amore? E tu lo sai, noi ci amiamo, Sì. però in questo preciso momento noi siamo in crisi. Vabbè, lo so che siamo in crisi, lo so, ma proprio per questo, proprio perché siamo in crisi ti avevo chiesto di sposarmi. No, non ho capito. Che? Tu sai che noi siamo in crisi e per questo mi chiedi di sposarti. Ma certo, amore, certo, fanno tutti così. Appena c'è una crisi bella forte ci si sposa. E se dopo il matrimonio siamo ancora in crisi? Facciamo un figlio, E se dopo il primo figlio siamo ancora in crisi? ne facciamo un altro, E se dopo il primo e il secondo figlio siamo ancora in crisi? prendiamo un cane. E se dopo 3 figli, il cane, il gatto e il criceto siamo ancora in crisi? Vabbè, amore, a quel punto avremo 60 anni l'uno, lasciarci non ci conviene più perché con una pigliare a 60 anni e saremo costretti a stare insieme per tutta la vita. Crisi risolta. Insomma, un film horror. Ma l'amore è questo, ma fanno tutti così. Ma a me non me ne frega niente di quello che fanno gli altri, Claudio. Va bene. Io prima di decidere se vogliamo sposarci, voglio capire se riusciamo a risolvere la nostra crisi e a risollevare il nostro rapporto. Ho capito, ma almeno io sto provando a fare qualche cosa. Tu non stai facendo niente. E non è vero. Ah. Perché io studio, mi informo, leggo. E ho letto che statisticamente la maggior parte delle coppie entra in crisi perché c'è un calo del desiderio sessuale. Ah. Ma perché tu ci hai mai avuto del desiderio sessuale verso di me? Sì. Non me ne adunavo mai, non me ne adunavo. A saperlo prima, veramente. Me ne avessi approfittato 5 minuti io, ma veramente. Cioè, se noi siamo nella fase del calo del desiderio sessuale, vuol dire che ci sarà stato pure un momento di picco. Dico, Certo. e io nera. Durante il suo picco dov'ero? Ma quanto sarà durato questo picco? Proprio picco. Si chiama picco perché dura picco, capito? Cioè, è facile, capito, picco. È stato picco, proprio un momento piccolo, ecco.
Guarda che piccolo, è sicuro. No, per favore, no, non cominciamo. No. Ah, ecco. Però dico, se tu te lo ricordi, all'inizio era diverso. Sì. All'inizio c'era più eccitazione, più intesa. Io mi ricordo che venivi a letto con queste mutande firmate uomo. Perché loro ogni tanto se lo dimenticano. Dici, che sogno io? Ah, uomo! Che si comprava al mercatino e sapevano di strada, di marciapiede, di ignoranza. Ora se lo spoglio lo trovo con le mutande di Topolino. Non è vero, perché stasera c'ho quelle di SpongeBob che no. Senti, guarda, è inutile che ti lamenti, perché pure tu sei cambiata. Che dici? Pure voi donne cambiate con gli anni. Io mi ricordo che all'inizio, quando tu volevi fare l'amore, eri più chiara, me lo facevi capire, eri più diretta, venivi da me in camera da letto con un completino intimo, tutta pica pica, schiccio, e io lo capivo. Oggi fai cose complicate. Oggi per capire se lei vuole fare l'amore con me fa cose che sanno interpretare, cose. Tipo l'altro giorno è venuta da me in questo modo, si è allacciato un marsupietto, si è messo un cappellino, si è messo una chewing gum in bocca, è venuta e mi fa: Muruno un bacio, mister! Cioè, Muruno un bacio, mister! Ma io come mi devo prendere con un Muruno un bacio, mister? Lo vedi come sei? Tu non capisci. Ah. Io volevo fare tipo un gioco di ruolo, no? Che ne so, che io ero una parcheggiatrice abusiva e lui magari era il finanziere che arrivava, mi arrestava, mi ammanettava. Invece lo sapete cosa ha fatto il cretino? Le ho dato €1 e mi sono addormentato io. Perché se tu a questi non li paghi è capace che ti graffia una macchina, capito? Io li conosco. Ma ero io, non ero una parcheggiatrice vera. Io se posso evitare evito, va bene? Ah, per €1 evito. È evidente che ci abbiamo un problema, giusto? Ci abbiamo un problema. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Oh. Ora, Sì. proprio per questo, prima che tu arrivassi qua a fare il tascio Romeo, Vabbè. io ti dovevo dire una cosa. Perché io ti devo dire una cosa. Ah. E questa cosa che ti devo dire è una cosa importantissima. Ah. Perché noi due stiamo insieme da 10 anni, giusto? Sì. E dopo 10 anni una relazione ha bisogno di evolversi, di trasformarsi, di cambiare, perché... Io questi versi stasera non li capisco. Che sta succedendo? Ma noi che già abbiamo 90 anni? No. Io ho 35 anni, Sì. ancora voglio vivere, però voglio stare con te. Eh. E tu magari vuoi ancora vivere, però vuoi stare con me. Sì. Quindi, secondo me, noi due dovremmo diventare tipo una coppia. Generosa, una coppia generosa. No, una coppia no, generosa. una coppia. Con Parkinson, una coppia No. con Parkinson. Vabbè, ci sta. Una coppia che... Stiamo giocando a tabù, No, amore. Allora, sto cercando via di- col tempo. Allora, se lo Allora, faccio così, che cosa sto faccio- prendendo? apri Faccio porte, questo? apri Non porte. apro porte, non apro porte. Diaboliche Che de vacanze. Non siamo diaboliche de vacanze. Scassiniamo porte. Non scassiniamo nessuna porta, Claudio! Io voglio disserrare le mandate della nostra relazione chiusa per diventare una coppia aperta. Oh. Una coppia? Aperta? La apriamo. Sì! Perché per ora com'è? Chiusa. E invece tu la vuoi... Aprire. Ok. Ma la vuoi aprire a chi, amore? A chi? Precisamente, a chi, amore? A chi? A tutti. A tutti quelli che noi vogliamo, poi gli apriamo. Ah. Ma gli apriamo solo se prima... Citofonano? No. Per forza, per come ci apriamo. Li apriamo solo se prima noi due siamo d'accordo. Ho capito? Ho capito? Sì, ho capito. Sì, che... Amore, ma tu lo sai che cosa vuol dire diventare una coppia aperta? Certo. Certo. Coppia aperta significa che noi... perché per ora... e invece tu... e quindi ci apriamo
diventiamo una coppia che si apre, diciamo, a nuove esperienze di vita, ci apriamo, che so, ai viaggi, ci facciamo i viaggi, i safari, ci facciamo partite di paddle, il sushi, ci andiamo a mangiare il Amore, sushi. vieni, Mi te lo piace, spiego apriamo. meglio, te lo Sì, spiego meglio. sì, Allora, grazie. Allora, sì. diventare una coppia aperta vuol Sì. dire decidere di comune accordo che al di fuori della nostra coppia Sì. possiamo avere altre relazioni sessuali. No, non ho capito, altre relazioni, Sessuali! no, relazioni, il sesso, Ali! ma tu lo senti? Amore, ma cosa devo sentire? Questo suono che sembra non sassofono, manco clarinetto, tipo corno inglese, lo senti? Amore, io non sento niente, tu l'hai sentito quello che ti ho detto io invece. Ripeti, per favore. Diventare una coppia aperta vuol dire che possiamo fare sesso con altri. Il sesso tutto chi un sesso tu, no, c'è il nome che un ora, che io mi volevo maritare! Io mi volevo maritare, amore! Io una fazza to fine mimmo! Una fazza to fine mimmo! Mi stai sentendo? Ma che sei pazza, amore? Ma che sei pazza? Mamma mia, amore, che sei esagerato. E che sarà mai andare a letto ogni tanto con qualcuno che non sei tu? No, futtiti, no, ora noi ci facciamo beneficenza, ma che dici, amore? Ma lo sai quante persone conosco che fanno sta coppia? Manco una. Certo, tu frequenti solo tasce. Meglio tasci che farà fine mimmo. Lo vedi come... Amore, senti, lo sai perché fai così? Perché non sei informato. Perché se ti informassi sapresti che ci sono un sacco di persone dentro una coppia aperta. Tipo Will Smith, Demi Moore e Justin Timberlake. Ah, questi fanno tutti la coppia aperta, e ti dicono niente? Questi nomi ti dicono niente? Certo, sono personaggi famosi. No, sono personaggi americani, amore. Gente lontana, gente di oltreoceano, gente che si mangia hamburger la mattina, sera e c'ha voce di veggio spanato, amore. Noi siamo siciliani, amore. Noi ce ne mangiamo a caponata, i panelle, i crocchetti. Ma avessi detto lo fanno Rosetta e Carmelo. Dice, tale Rosetta e Carmelo. Ma Justin Timberlake, amore. Ma che cazzo è, amore? Ma perché non si fa l'affare sua, Justin Timberlake? Amore mio, Sì. ma proprio perché questa cosa non è tanto sviluppata in Italia, tu dovresti essere fiero, dovresti essere contento di essere uno dei primi. Ma perché sei un primo, amore? Ma andiamo avanti gli altri, ma perché Ma io? no, perché tu con fierezza potresti andare dai tuoi amici No. e gli diresti: ragazzi, lo sapete, io e Anna siamo diventati una coppia aperta, ci amiamo ma possiamo andare a letto con altri. Immagina cosa diventeresti per loro. Un cornuto! Sì. No, un idolo. L'idolo di cornuti, io primo. Mimmo, tu mi chiamare, Mimmo. Tu a te ci babbiuto a finire, Mimmo, amore. Amore, ascolta. Sì. È proprio tutto il contrario, Sì. perché il cornuto Sì. esiste soltanto nella coppia tradizionale, Sì. perché è il fidanzato che viene tradito e non sa, mentre nella coppia aperta il fidanzato è a conoscenza della scappatella e il cornuto si annulla.
Non ho capito io quale cornuto sono, amore. Quello che sa o quello che non sa? Giusto per... Quello che sa. Un cornuto consapevole, mi pare perfetto, mi pare perfetto. No, soltanto consapevole, perché io infatti verrei da te e ti direi, amore, stasera mi vedo con un altro ragazzo, va bene? E tu mi dovresti rispondere, certo, amore mio, certo, vai, esci, divertiti, ti amo. Puro te amo, vedi quanto sogno loco, cioè, vedi, io scimonita. Ma no, perché io non ti direi bugie, capisci? Dai, facciamoci una prova, dai. Allora, amore, stasera mi vedo con un altro ragazzo, va bene? E io mi volevo amaretare, se proprio dobbiamo dire, però Una prova stiamo facendo. va bene, allora, vai. Amore, Sì. stasera mi vedo con un altro ragazzo, va bene? Va bene, amore, va bene, esci, vai, divertiti, sfogatevi, ubriacatevi, andate a bere, anzi dimmi pure dove andate a bere così magari passo e lo saluto. Bravissimo! Passo, lo saluto e ci schiavi con un tavolo sopra, mu piscio su te per a tipo racina e un sangue muoveva a tipo vino. Sei un troglodita! Chi fu Covid? A me sembrava che ce ne eravamo usciti sereni e invece no, Tu quale vaccino ti sei fatta? Il Moderna. Ecco che volevo fare la Moderna, io sapevo era meglio un Novax. Anche se avrei preferito Johnson e Johnson. Per favore! Sono due. Per favore, Sono meglio. per favore. Ma non c'entra niente il vaccino, amore mio, veramente. Il telefono, amore. Amore, il tuo telefono, Lo so che è il mio, che io non voglio rispondere perché lo so chi è. E chi è, amore? Lo so. Chi è? Mia madre. E vabbè, che ci fa rispondere? Sapeva che ti avrei fatto la proposta di matrimonio e vuole sapere com'è andata. Ma sei cretino! L'idea della Torre Eiffel me l'ha data lei. Ah, ora si spiegano tante cose. Che le dico? Dille la verità che non ci sposiamo e che diventiamo una coppia aperta. A questo morire in parto subito. Ah, ci voleva così poco? Passami Dai! Dai, glielo Per dico io, favore, glielo per dico. favore, silenzio che non so che dire che... Pronto? Ehi, ma... Sì. Com'è? Dove? Chi? Come? Anna? Ah sì, la conosco, sì. Che dici? Come andà? No, ancora non gliel'ho chiesto, mamma, no, ancora non gliel'ho chiesto perché non è a casa, è uscita con degli amici, non so con chi, con... Johnson e Johnson. Con Va bene, poi, sì, mamma, la Torre Eiffel l'ho posizionata, come mi hai detto tu. Lo so che le ragazze normali non vedono l'ora di ricevere la proposta sotto la Torre Eiffel. Quelle normali. Ma io staio che a bestia, mamma, te lo ricordi? A bestia, io mi pigliavo io, sì. Va bene, dai che sta citofonando e devo chiudere. Lo senti il citofono? Devo... Questa trombetta ieri sera non c'era. Io veramente... Mamma, niente, Anna c'avevo babbio stasera, sì. Mi fece diventare su da un quattro di spettacolo. Va bene. Ci sentiamo, ci vediamo poi dall'Otorino, va bene? Va bene, ciao mamma. Io sono senza parole. Cacci coi pa Amazon, che ti fa arrivare i minchiato ovunque. Mamma mia. Veramente. Io mi volevo sposare e tu mi dici qua queste cose. Io l'ho capito che tu ti volevi sposare, però amore mio, tu stai con me da 10 anni. Mamma. Tu lo sai come la penso io sul matrimonio. Per me il matrimonio è una cosa stantia, è una cosa vecchia. Vabbè. Io mi sposerei solamente se cambiassero le regole base del matrimonio. Tipo, secondo me dovrebbero inventare i matrimoni a tempo determinato. Matrimoni a tempo determinato e mariti in leasing. Ma che cosa sono? Guarda, allora, noi due ci sposiamo, stiamo insieme 10 anni, dopo 10 anni io decido se tenerti o cambiarti con un altro. E ora ne inventiamo i concessionari dei mariti. Non sarebbe, ma io così mi sposo, te lo Ma che giuro. dici, amore, ma smettila, il matrimonio è bello proprio perché ha le sue tradizioni, il suo modo di esistere. E se tu mi avessi detto di sì, io già in testa avevo il matrimonio più bello del mondo. Io già in testa avevo il matrimonio che avrebbe fatto la storia dei tempi. Perché tu già avevi pensato al nostro matrimonio? Sì, guarda, per dirtene una. Il nostro matrimonio avrebbe dovuto avere una caratteristica fondamentale che era il caldo. Il caldo? Sì,
il caldo. Io stavo già cercando il giorno più caldo dell'anno. Amò, ma se ti lamenti sempre quando ci invitano ai matrimoni ad agosto perché sudi come un pazzo. Appunto. Li abbiamo subiti noi, questi matrimoni caldi. E ora gli altri si dovevano subire il nostro, capito? Abbiamo sudato ai matrimoni degli altri e ora gli altri dovevano sudare al nostro matrimonio, capito? Io mi volevo sposare un poco per amore, ma pure per vendetta, capito? Cioè tu immagina la sala di ricevimento a mezzogiorno, chi raggiunge Violetta che accetta il calcio, a mezzogiorno sala di ricevimento, 50 gradi fuori e noi avremmo dato a mangiare pasta che lenticchie, tortellini in brodo, pasta che tenerumi e cono gelato. Amò, ma il gelato è freddo. Sì, ma con due cavolo si c'ha a squagliare tutto. E io voglio vedere tutti, tutti che si inchiappano di cioccolato e pistacchio, tutti inchiappati di cioccolato e pistacchio, fine del nostro matrimonio, amen. Sarebbe stato bellissimo. Guarda, ti giuro, amore mio, più ti sento, più proprio mi dispiace non poter vivere questo matrimonio. Vero? Ma può essere mai! Infatti. Te l'ho detto che non mi voglio sposare. Dico, mentre il matrimonio evolve verso qualcosa di più moderno, noi possiamo evolverci verso la coppia aperta. Ma ancora questa coppia aperta, amore, mettitelo in testa. Una coppia di fidanzati che può andare a letto con altre persone è una cosa contro natura. E non è vero, perché questo è quello che ti insegnano gli amici tuoi parrini. Sì. Perché la monogamia è un concetto sponsorizzato dalla Chiesa. E non è così. Non è così perché della monogamia ne ha parlato pure Platone. Bah. Attenzione! Signore e signori, Claudio Casisa, diplomato in scienze sociali, indirizzo DAMS, ci cita Platone. Allora, intanto sta pigliata poculo, guarda. Verso il mio liceo, te la puoi rispondere. Ma perché cambia il tuo liceo, scusa? Beh, direi. Che tu che liceo hai fatto? Dai, diccelo, dai, forza. Vabbè, io ho fatto il liceo classico. B, A, I. Mamma mia, quanto non vi sopporto a tutte voi che facessimo il liceo classico. Che hai fatto il liceo classico. Pare che studiassimo solo voi, solo... La cultura la detenete soltanto voi del liceo classico? Ma ti posso dire una cosa? Questo liceo classico è famoso soltanto qua, in Italia. Vattene in Grecia. In Grecia i bambini già nascono che sanno greco. Capito? In Grecia i piccini nascono che sanno greco e sono tutti filosofi, capito? Va bene? Se tu in Grecia ci vai e dici ho fatto il liceo classico, chi ti fanno un pirito? Così. Oh. Allora vedi come sei? Come sono? Tu sei un ignorante. Ignorante! Perché? Perché al liceo classico ci hanno insegnato il greco antico. Ci hanno insegnato la storia della filosofia di 10.000 anni fa in lingua originale. Ci hanno insegnato in lingua originale il proemio dell'Iliade. Menina eide thea, Peleia deo Achileus, Ulomenene miuria Caio i salgeteche. Sasasi su io e sei! Sai, sì, Sasasi su io! A chi non chioni, con chi non cotone, se non cotia, cotoni, cotia! C'è, vedi qua. Gli applausi, li senti? Capisciamo tutti in ragioneria, lo senti? Tutti in ragioneria. Che fai? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, Buffon, iota. Zambrotta, Cannavaro, De Rossi, Pirlo, Del Piero, Totti e Toni! Io ti ho detto tutto l'alfabeto greco. E io tutta la formazione dell'Italia 2006. Italiano medio. Intanto Italia-Grecia finì 1-0, ricordatelo. E qualificazioni, pensa. Va bene, ci hai citato Platone? Sì, ho citato Platone. E allora forza, Claudio Casisa, esponici tutto il tuo sapere su Platone. Ma c'è che posa antipatica.
Questa posa vi insegnano al liceo classico, vero? Che questa è la posa della saccenza, la posa della saccenza. Allora, Platone. allora, Platone, che in inglese si dice anche Plat One. Platone diceva che noi all'inizio dei tempi siamo mele. Noi, ovvero tu, prima di nascere eri mela. Io, prima di nascere, ero mela. Voi, prima di nascere, eravamo mele. Noi, tutti insieme, prima di nascere, eravamo una cascita di mele. Cosa succede? Platone dice che prima di nascere qualcuno ha diviso a metà queste mele e queste metà di mele sono state sparpagliate in giro per il mondo. E noi nel corso della nostra vita, dice Platone, dobbiamo andare alla ricerca della nostra metà della mela, che è una. Platone ha detto andate e cercate la vostra metà della mela, che è una. Se Platone fosse stato a favore della coppia aperta, avrebbe detto futtitevi e fatevi una Macedonia, capito? Ma non l'ha detto. E quindi, aspetta. Ah! Ma bravo, Grazie. bravo. Allora, visto che mi citi Platone e il mito della mela, sicuramente avrai letto tutto il simposio. Ho visto 3 uomini e una gamba, io, che è là che c'è la scena di Aldo Giovanni e Giacomo. Che fanno la cosa. Hai capito? Perché se tu avessi studiato veramente sapresti che Platone Sì. era un filosofo nato e cresciuto nell'antica Grecia Sì. e che gli antichi greci avevano una concezione dell'amore totalmente diversa dalla nostra, perché loro vedevano di buon occhio i riti orgiastici e le relazioni aperte. Cioè mi stai dicendo che è su Platone? Ci ha fatto studiare per una vita sta cazzimela? Mentre io facevo un porco e un maniaco a destra e a sinistra. Ma lui non faceva il porco e il maniaco, semplicemente il mito della mela rappresenta il mito della metà, ovvero quella che noi oggi chiamiamo la ricerca dell'anima gemella. Allora, quella la conosco, quella si conosce, quella è l'anima gemella è famosissima. Che poi ti posso dire una cosa. Cosa? A me sta storia dell'anima gemella non mi ha convinto mai. Ora manco ci piace l'anima gemella, ma dico perché? Ma Perché non ti piace? Ma certo, ma perché secondo te è normale che noi siamo 8 miliardi di persone sparse in 195 paesi e dove andiamo a trovare la nostra anima gemella? Giusto, nella nostra stessa città. Proprio una botta di culo. Perché scusa, secondo te noi non siamo nemmeno anime gemelle? Ma quando mai? Ma chi ti conosce a te? A me pare esagerato. Ma tu non sei la mia anima gemella, ma manco io sono la tua. Che ne so, magari in questo momento la tua anima gemella si trova in Brasile, che sta ballando al carnevale di Rio con le tette di fuori. Oh, beta madre! Chi stavo a coppia aperta, la mia anima gemella è in Brasile, chi mi ne fuori, io... In un modo e in un altro sogno sempre cornuto io, sempre. No, è per farti capire che non è possibile. No, Chi è, amore? amore, Dove di nuovo il telefono, No, io mamma mia. So pure chi è questa volta, lo so pure Chi chi è è? questa Chi volta. è? Lo so, e ti dico che lo so. Chi è? Mia sorella. Ma perché lo sapeva pure lei? Certo, amore, lo sanno tutti tranne te. Ma perché a me non me l'hai detto? Amore, ma guarda che le sorprese funzionano così. Lo devono sapere tutti tranne la soppressata. Va bene? Ora, per favore, ti stai in silenzio che devo qua. Pronto? Ehi, sì, come stai? Tutto bene? Sì. Cosa, Anna? No, ancora non gliel'ho chiesto perché abbiamo avuto un contrattempo che mi si è squagliato l'anello in macchina, con il riscaldamento globale succede, sì, succedono tante cosa appena le devo dire ad Anna che non vedi l'ora che ti facciamo un nipotino. Ecco qua, ecco. Il primo l'abbiamo fatto proprio ora, addirittura due nipotini, 1 e 2, perfetto. Ti facciamo Bruce Lee ti facciamo. Va bene, poi ti faccio sapere, poi ti chiamo. Ciao. Io veramente voglio morire così. Voglio morire surdo.
Guarda amore, ti dirò una cosa, io sulla coppia aperta non mi troverai mai d'accordo, però sui figli sì, che stasera io ancora non mi sento pronto a diventare padre, non mi sento pronto a diventare genitore, quindi stai serena perché tanto io figli no ne voglio. Oh. Vabbè, ma io i figli li voglio. Tu i figli li vuoi? Sì, Che la coppia aperta? sì. Ma perché quelli che fanno la coppia aperta i figli li possono avere? Ma certo, amore, diventeremo più liberi, mica non potremmo avere figli. Io i figli li voglio. Anzi, io comincio a sentire proprio lo spirito materno. Io voglio diventare mamma. Che la coppia aperta? Sì. Tu ci rivedi azzannato, amore. Non ci stai, amore. Ma perché? Ma che dici, amore? Ma che dici? Un figlio? Ma come deve crescere un figlio? Questa coppia sconzata? Normale. Ma quello è normale. Ora metti che arriva questo bambino a 8 anni. Arriva questo bambino a 8 anni, viene da me e mi dice: papà, lo sai? Ho visto la mamma uscire con un altro maschio. Chi era papà? Dico, allora, amore mio, intanto ti ringrazio per la fiducia che hai nel chiamarmi papà, va bene? Perché non è detto, Ma lo non è vedi che sei detto. cretino? Non è detto. Saresti tu il padre. Cambia copurice. Te lo dico io. Proprio tu me la pensi a dire proprio. No, Sei invece te lo l'unico- dico io, devi fidare. No, vabbè. Semplicemente gli dovremmo spiegare una nuova tipologia d'amore. Gli dovremmo spiegare tipo l'amore libero. E glielo potremmo spiegare attraverso le favole. Ecco, favole che parlano dell'amore libero. Amore, non esistono favole che parlano dell'amore libero, non esistono. E vabbè, te la inventi tu. Ora, ma invento io. Inventatela. Divento io il terzo fratello Grimmo. Vabbè. Ah. Vabbè, allora, vieni a papà. Sì, ma vieni come si chiama questo bambino? Non lo so, siccome non so se è proprio mio figlio, lo chiamiamo Sapiddo. Vabbè. vabbè. Allora, vieni Sapi a papà, che papà ti racconta la favola sull'amore libero. Allora papà, c'era una volta a papà Biancaneve. Biancaneve a papà non viveva da sola, ma viveva con 7 nani. E ci piacevano tutti i 7 nani. Ci piacevano Ciontolo, Brontolo, Fattolo, Piccolo, ci piacevano. Non contenta Biancaneve dei 7 nani, si a cercare pure un principe. Lo cercò, lo trovò, lo corteggiò, lo sposò e una volta al castello ci disse: principe, io non voglio stare soltanto con te, ma voglio pure i miei 7 nani. A quel punto il principe si dà a paccollare e al castello si sono trasferiti pure i 7 nani e Biancaneve visse per sempre col principe e i 7 nani. E sai qual è la morale della favola, papà? Che Biancaneve era una grandissima No! La morale della favola, papà. Claudio, ma non glielo devi spiegare così. La morale. Non è morale È morale. Vabbè, senti, ti viene male attraverso le favole? Sì, e sì. allora spiegaglielo attraverso i giocattoli. I giocattoli? Sì. Vabbè. Vieni Sapi a papà, che papà ti spiega l'amore libero con I giocattoli, dai. Allora papà, hai presente chi è Barbie? Con chi sta Barbie? Con Ken. Però Ken è il suo fidanzato stabile. Ma ti sei mai chiesto perché ogni tanto troviamo Barbie rinciabustare i soldatini? Claudio. Perché Barbie a papà è come Biancaneve. Cabbi papà, cominciano tutti cabbi. No, la morale della favola. Quale morale? Quale morale della favola? Non è. Ok. Ho capito che ti viene difficile. Allora fallo attraverso qualche cosa che ti viene più semplice, tipo cantagli una canzoncina. Amore, non esistono canzoni sull'amore libero, non esistono. Te le inventi! Veramente. Lo vuoi fare tu e ce le spiegherei io. Io veramente. Così mi fai capire se l'hai capito. Io non capivo niente, figurati. Come sempre, vai. Allora, vieni Sapi. A papà ti cerca. Andri vieni in 5 minuti, io già sono confuso. Che sono tutti si passati. Già che sono i miei figli, vedi? Già, troppe camminate, io non faccio niente, chi cammina la mattina sì. Vabbè.
Oh papà. E papà ti canta la canzone sull'amore libero. Oh. Alla fiera dell'Est, per una scelta di coppia aperta, la tua mamma al mercato andò. E ti fece il fabbro pure il fioraio col macellato, un calzolato, frutti vendolo, cupisci vendolo, tutti quanti con la mamma al mercato, mentre tuo padre le corna fila. Capito? Perché la mamma a papà è come Barbie e Biancaneve, no? Claudio! Cabbi, papà, no! E poi che ridete pure appresso a lui! Cabbi, No, papà, no! La morale, No, non la è morale ma questa. non c'è nessun morale, No, mi hai fatto capire che proprio non hai capito niente della coppia aperta. Sto scherzando. Perché essere una coppia aperta vuol dire avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Sì. Questo vuol dire che anche il principe di Biancaneve può andare dalla strega, che anche Ken può andare con le Bratz e che al mercato, se lo decidiamo di comune accordo, ci puoi andare pure tu. No, a me la stiamo a casa, amore, io già mi confondo con una, Pensa se mi sta a mercato, no, troppa confusione. Lo vedi no. però come sei? Come sono? Tu sei chiuso, sei ottuso, vedi Sì. soltanto una strada. Va bene. Ecco, gli vuoi insegnare qualche cosa a nostro figlio qualora ne dovessimo avere uno? Eh. E allora insegnagli a non giudicare. Vabbè. Insegnagli a non giudicare le scelte degli altri. Così possiamo costruire una società migliore. Insegnagli questo. Vabbè, appena avrò un figlio ce lo dico, non si giudica, lo vedi appena giudico, tu non t'ho mosso, va bene? Va benissimo. Mamma mia. Però siccome io torno a ripeterti che figli non ne voglio perché non mi sento pronto, stai serena perché io la società non la rovino, io figli non ne voglio. Ma Dai. perché dobbiamo privarci di una gioia così grande come quella di diventare genitori? Che problema c'è? No, amore, a me mi mette ansia. E poi c'è una cosa in particolare che mi mette ansia nel diventare papà. Cioè? TikTok. TikTok. Sì, TikTok mi mette un'ansia, amore. Ma perché? No, ma perché tu li vedi questi ragazzi, questi bambini di oggi cosa fanno su TikTok? Certo. Tutti questi balletti, coreografie scimunite, tutti no, io se penso che i miei figli debbano entrare a far parte del mondo di TikTok, a me mi viene l'ansia, va bene? Quindi secondo te i ballettini che fanno sono scimuniti? Sì, secondo me sì. Sì, vero. Quindi sì. secondo te eravamo meglio noi alla loro età? Senza dubbio. Ma che dici? Ma tu te lo ricordi che cosa ballavamo noi alla loro età? Che bello. Noi ballavamo i balli di gruppo. Troppo belli. Noi ballavamo i latinoamericani. Troppo belli i latinoamericani. Noi ballavamo delle cose tascissime. Tipo questa. Vai. Ya que se viene sulle No, soffe che si baila che es una bomba. Una bomba. Ma dai, che la balletti? No, troppo bella, troppo. Invece oggi i ragazzini si stanno su TikTok Sì. e lì c'è la gabbia rettangolare, non si possono muovere perché si ciupiano e tutto il sito, che non può cacci sui commenti, cacci sui like e che ballano dalla mattina alla sera. Tutto il giorno a fare su Signora Croce. Ma che cos'è? Non è vero. No. E quindi secondo te che eravamo meglio noi? Che ballavamo la colita? La colita, rita, muove la colita. Ma cos'era il colita, muove la colita? Invece oggi i ragazzini di oggi fanno un mercoledì Adams, tutti vestiti di nero, truccati di nero, coi capelli davanti neri, che più che mercoledì parlano o venerdì santo, si mettono i capelli e paitano. Che cosa è? Ma che cosa Almeno è? loro allenano la loro sensualità. Eh. Noi il massimo della sensualità lo raggiungevamo in questo punto preciso della colita che faceva così. Suave. Arrivavamo qua, ci guardavamo attorno
E sembravamo tanti ippopotami che cacavano alla turca! Che imbarazzo! Ma la cosa più brutta a un certo punto era: ma ora come mi riso io? Boh, che manovella! Esatto. Ti alzavi e ricominciavo. Moreolita, molita, rica, moreolita. Moreolita, molita, rica, moreolita. Moreolita, Oita, oita, muovila, oita, ta ta ta. Muovila, oita, 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 muovila, oita, ta ta ta. Noi altre parole ne inventavamo, cioè non... Una volta una signora andò da un DJ e ci disse: ma la mette la oita, il DJ, che poi c'era pure quell'altro che faceva oh ma sì ma lele E bampa! solo che noi maschi avevamo la nostra versione e cantavamo oh ma sì ma lele ma bampa, però questa è brutta, questa è brutta, Scurrilissimo proprio, questa è brutta. veramente. Però capisci, era più bello. Ma tu lo capisci che i ragazzini di oggi sono più avanti rispetto a noi in tutto? Ma no, ma forse sono più tecnologici rispetto a noi. Ma la nostra generazione, noi che siamo nati fra gli anni 80 e gli anni 90 e abbiamo passato la nostra adolescenza nei primi anni 2000, abbiamo passato un'adolescenza meravigliosa. Noi siamo stati la generazione che si corteggiava a colpi di squilli, capito? Passavamo pomeriggi interi a sentire quel tu, e più era lungo lo squillo e più ti aumentava l'emozione. Più era lungo lo squillo e più tu dicevi oh bedamace, ma chi so che è squillo telefonata? Non sapevi che fare, ti convincevi, rispondevi e Aida ci veniva mezza ricarica perché c'era lo scatto alla risposta. C'è un mondo più poetico. Te ne rendi conto che i ragazzini sono più avanti, che loro si mandano i messaggi con WhatsApp? Ma no! Noi pagavamo ogni singolo carattere. Noi perché lo scrivevamo X che, Vero. però lo scrivevamo XO. Perdono, lo scrivevamo X dono. Certo, perché quelli di oggi sono la generazione Z, noi eravamo la generazione X, va Ma bene? non è vero, eravamo ignoranti. Ma soprattutto noi siamo stati gli inventori di questo. Questo l'abbiamo inventato noi, la nostra generazione, la sintesi di ti voglio bene. Questa sigla rimarrà ormai nei secoli dei secoli, per i secoli, capito? Metti che nei messaggi poi, che so, ti avanzava un carattere, diventava TB, capito? Te ne avanzavano due, diventava TB, capito? Te ne avanzavano tre? TVTTTB? No, diventava capito? Un codice fiscale. Ti voglio un casino di bene, capito? Mari. Noi sintetizzavamo i sentimenti, era tutto un altro mondo. Ma a te veramente non mancano quei tempi lì, quegli anni lì? Ma no, amore, io non sono nostalgica, perché altrimenti già mi sentirei vecchia. No, non ne ho nostalgia. Ho capito, al ma un momento passato. nostalgia ci sta. Cioè, tu veramente mi vorresti dire che non ti evoca nulla sentire questo suono qua? Senti. Me lo ricordo. Questa era Art Attack. Art Attack! Giovanni Mucciaccia! Dove è finito Giovanni Mucciaccia? Si Dove? sarà aperta una cartoleria, non lo so. Pomeriggi interi a brire da colla venire campiccicato ovunque. La cosa più bella era che quando Giovanni Mucciaccia finiva il suo lavoretto diceva questo è un Art Attack. Tu a casa finivi il tuo e dicevi questo è... non si capisce. Questo è pronto pa' monnizza e lo buttavi che... Tutto bellissimo. Cioè tu mi vorresti dire, questo per noi maschi è tipo una canzone d'amore, tu mi vorresti dire che non ti evoca nulla sentire questo? EA Sports. It's in the game. I get knocked down, but I get up again. Me lo ricordo pure io. E la PlayStation 1 con FIFA 98 o 99. La PlayStation 1, la PlayStation... Mi viene in piangere. Perché ti viene da piangere? Mi viene da piangere perché sento ancora i lignati nei maci, io li sento. Ancora i lividi. Ma poi FIFA 98, FIFA 99 erano gli ultimi giochi di calcio dove tu tiravi e segnavi, facevamo gol. Oggi con FIFA 23 io non segno manco se mi allena Spalletti, io sono troppo complicati. L'ultimo. Cioè tu mi vorresti dire che non ti evoca nulla sentire questo suono qua?
Sì. Questo poi... Vuole. Troppo bello. Me lo ricordo. Che cos'è? Aspetta. Che cos'è? Questa era la sigla di Un medico in famiglia. Un medico in famiglia. Quelle erano serie televisive. Noi con Un medico in famiglia avevamo personaggi coi controcazzi. Noi avevamo personaggi come Annuccia, capito? Capisci? Oggi che cosa hanno? I ragazzini di oggi che cosa hanno? Netflix? C'è Tokyo, sono Nairobi, Noi c'avevamo Cettina! Capito? Tutta un'altra cosa, ma poi che sigla meravigliosa, cioè la cantavamo tutti. Mi dici una sigla di oggi che cantiamo tutti, allegra, bella, di una serie televisiva famosa? Mi la di una. Vabbè, amore, oggi c'è famosissima la sigla di Mare Fuori. Appicciona la sigaretta, allora ci sta mamma che chiagna non da retta. Non sta fatica, mo' ci accattammo pure a Reggio e Caserta. Sono cresciuto in mezzo a io, saccio che la cama aspetta. Uè comandante! Uè comandante! Io sono Ciro, comandante! E tu chi cazzo sei? Io sono Rosa Riccia e tu chi cazzo si può me dicere che le cai a già fatere? Non lo sa dire! Vai, ripeti perché... Silenzio, devi concentrare, vai. Io sono Rosa Riccia e tu chi cazzo si può me dicere che le cai a già fatere? Rosy Ricci Catanzaro, chi c'è Rosy Ricci? Io sono Rosa Ricci e tu chi cazzo si può me dicere che... Picchia l'anduia, comandante, l'anduia. Allora, con calma, vai. Io sono Rosa Riccia e tu chi cazzo si può me dicere che le cai a già fa? Giusto, l'ha detto! Oh Dio santo, Dio. E tu non ridere, minchia di minchia! No! Chi dei Rosy Abate? Ida si confonde fra Rosy Ricci e Rosy Abate. Non sono la stessa persona. Basta, Chiattillo! Cazzillo, vabbè. Basta! Va bene, basta. Possiamo tornare nel 2023, per Torniamo favore? nel 2023. Perché non è possibile che tu a 30 anni già dica ai miei tempi era meglio. No, perché i tuoi tempi sono quelli di ora. E adesso noi dobbiamo costruire il nostro futuro. Va bene. Quindi ora ci possiamo ascoltare una canzone che racconta del nostro presente. Va bene, dai, Blanco, Perché manca pure a me! Lo vedi! Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia ai locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi, al primo autogrill c'è chi festeggerà. Non si può restare soli. Certe notti qui. Qua finì al concerto, amore, stavamo cantando tutte, amore. Chi è? Io. Sempre tu. In questa casa non c'è mai una novità, mai. Sempre tu. Amore, dai, che stai facendo là dentro? Niente, amore, che sto facendo?
penso, va bene? Penso. E che pensi? Che pensi? Penso pensieri, va bene? Penso pensieri. Oh. E che pensieri sono? Che pensieri sono, amore? No, quello che penso, no? Quello che dico è... Ma metti che io ora dovessi accettare, no? Metti che io ora ti dovessi dire sì, amore, va bene, accetto e diventiamo una coppia aperta. Io ora accetto e tu ora avresti già qualcuno da cui andare? Sì, qualcuno in mente ce l'avrei. Sapevo io, sapevo. Ma con tempo. E chi è? Questo qua chi è? Che fa? Dov'è? Perché? Che cosa ha in più rispetto a me? Ma amore, non ha niente in più rispetto a te, ti giuro, non hai nulla di cui temere. Vabbè, allora, si chiama Vittorio, va bene? È alto 1,90 m, fa il fonico, è muscoloso, ha i capelli lunghi e ha la barba. Inga, non c'è niente da temere. Inga, alto 1,90 m, c'hai i muscoli, la barba, i capelli lunghi, ma che cazzo ti piace? Sandokan. Ma no, amore, proprio perché è così diverso da te non hai nulla di cui temere. E poi è semplicemente per soddisfare questo mio desiderio che ho sempre avuto di uno con la barba. Perché diciamoci la verità, amore, quando si parla di barba tu scarseggi. No, io non scarseggio, va bene? Io ho la barba esattamente come tutti, va bene? Semplicemente io ho una barba un pochettino più introversa, va bene? C'ho una barba un po' più timida, va bene? Ogni tanto esce fuori un pelo, vede che attorno a sé non c'è nessuno, cioè forse sbaglia bussata e se ne rientra, capito? E se ne rientra. Io cosa ci vedete voi donne in questi uomini con la barba? Non lo capirò mai. È una cosa di tutte voi donne, appena vedete una barba e che vi pare zucchero, ma che vi c'è attaccata tipo zucchero felato, io non lo capisco. Amore, non lo basta, capisco. per favore, dai, non essere geloso, veramente, a Vabbè. me tu piaci così come sei. Mamma. Anzi, ti posso dire di più. No. Io ho provato a immaginarti con la barba e secondo me la barba manco ti starebbe bene. Mamma. Perché la barba sta bene ai maschi che sanno di maschi. Ma che vuol dire, amore? Ma che vuol dire? Ma io di che cosa ti so, amore? Di che cosa? Di un lucertola, amore? Di che cosa ti so? Amore, no, nel senso, pure tu mi sai di maschio. È che tu mi sai più di un maschio masculino. Capito? Mezzo mascolo e mezzo picciriggio. Vabbè. Infatti tu per me sei un masculino da casa, un masculino rume cori, tu sei un masculino da famiglia. Pare me nonna. Poi tu hai la stessa visione che ha di me di mia nonna, cioè ti rendi conto che non va bene? Dai, amore. Cioè io ho bisogno di essere incoraggiato e tu mi dici masculino. Cioè è come se tu mi dicessi amore non mi riesco a mettere a dieta e dico fottetene tanto a me balene mi piace, non c'è no. Non è proprio Che dici? bellissimo. Ti prego, esci, per favore. Maria, di nuovo quel telefono. No, amore, non voglio Chi rispondere. è stavolta? Non lo so, tua non lo so. nonna, tua No, non lo zia, so, chi non è? lo so, non lo so. Luca Fioraio. No, amore, a Luca rispondo io. Aspetta, Pronto? Salve signor Fioraio, sono Annandrea. Senta, volevo fare un'ordinazione di crisantemi per stasera, sì, per il mio fidanzato. Picchia ammazzo prima io. Va bene? Pronto? Ha chiuso. E certo l'hai fatto spaventare. Dai amore, rispondo e dammi che gli parlo io. Ha mandato un vocale, ascoltiamolo. Cla, scusami, ti avevo chiamato, ma probabilmente hai risposto la tua fidanzata. Spero di non aver fatto casini. Volevo solo dirti che mi manchi tanto e che la tua Margherita ti pensa sempre. Cioè, hai capito? Hai capito? C'è Luca, il fioraio, è l'unico fioraio al mondo che mi fa chiamare dalle margherite. Cioè, Guarda che è bravo, guarda. Ci sono quelli che hanno le piante carnivore, Luca c'ha le margherite che parlano, guarda che è bravo in tutto il mondo lui, lo cercano. Amore. Claudio, chi è questa? Allora, Luca è il fioraio. Claudio! Sì? Se dici un'altra volta a Luca il fioraio, io ti pigliate e se t'ampiccico a muro. Chi è Margherita? Allora, chi è Margherita? Margherita può essere tante, una pizza, può essere una pizza. Claudio!
Chi è Margherita? Amore, niente, amore, una ragazza, amore, una L'ho ragazza. capito che è una ragazza. E perché io non ne ho sentito parlare mai di questa? Ma niente, amore, ma perché veramente, amore, è una ragazza che ho conosciuto su Instagram, ci siamo scambiati i numeri, ma non l'ho mai vista, amore, mai vista, mai. Da quanto? No, non l'ho mai vista da mai, cioè mai. Da quanto vi sentite con questa? Ma niente, amore, poco, che saranno tipo 2 anni. 2 anni? No, ma che 2 anni detti così sembrano 2 anni. Senti come te li dico io, 2 anni che sono niente, perché ci levi le feste, le ferie, i ponti. Cioè, Natale, Pasqua, Capodanno, qualche giorno di malattia che te lo prendi sempre, che rimangono in 2 anni, niente, 2 anni meno. 2 anni meno. No, però amore, butterai a Parigi, amore. Amore, ci calmiamo. Bonjour, le baguette, au revoir. Cioè, fammi capire, Sì, no. fammi capire! Sì, piano, amore. Sono 2 ore Sì. che tu sei qua a fare il paladino della monogamia e adesso si scopre che hai l'amante. No, amore, non è un amante, amore. Sono 2 ore che io mi sento in colpa per questo mio modo di pensare e tu hai l'amante. Amore, non è un amante. Sono 2 ore che io mi sento in colpa perché non mi voglio sposare e tu hai l'amante. Amore, non è un amante, amore, è una ragazza che sento ogni tanto su WhatsApp, ogni tanto mi manda qualche fotografia, che poi ti posso dire una cosa, in queste foto che mi manda manco si impegna, perché alle volte manco si veste. No, tu no, gelosa. No, gelosa. Tu donna di coppia aperta. Io donna di coppia aperta. Tu scuitassi quando eri tutta Will Smith e Justin Timberlake. No. Tu no, gelosa. No, io no, gelosa, no. Ma io essere donna siciliana. Minchia. E dentro le mie vene scorre il sangue caldo delle teste di Moro. Non ho capito. Ti scorro sangue di souvenir, amore. Ride, meno male che ride l'ha presa bene. Perché le volte che dai un colpo di pistola. Che è successo, amore? Che sta succedendo? A tempi antichi, nel cuore di Palermo, un amore segreto si trasformò in un inferno. Amore, che stiamo facendo? Una giovane donna con occhi di luna nel quartiere Calza trovò la fortuna. No. Niente, coi piedi si rivedo, non vi preoccupate. Tutto a posto. Un arabo da sotto il suo balcone la conquistò, cantandole una canzone. Ok. Canta la canzone! Io? Tu! È arabo? Sì. Che fa male senza te. Tiziano Araberro. Il loro amore cresceva ogni giorno più ardente, ma l'arabo nascondeva un segreto pesante. Con un'altra donna aveva un'altra vita. Si chiamava pure Margherita. Il Moro le confessò tutto in un momento di follia e la giovane donna venne accecata dalla gelosia. Tu rompi, stasera si rompe, chi si rompe? La rabbia ed il furore le armarono la mano e nell'ombra della notte mise in atto un piano. Tale, quanto mi sposti sto divano? Non mi sta piacendo questa Con cosa. mano leggera aprì la porta e lo vide dormire. No, non ne ho sonno, grazie. Lo vide dormire. Veramente, ho riposato. Lo vide dormire. Oh! Ma com'è che mica lo sonno tutto insieme? Com'è? Lo vide dormire e lo immaginò con la gatta morta. Non è una gatta Più morta. lo guardava, più la rabbia saliva. Più sì. lo guardava e più si accaniva. Sì. Con gli occhi l'avrebbe fulminato, con la testa ammaccato, con le mani strozzato, con un fucile sparato, con una coita impeccato e con un pugno castrato. Meno male che era separato. Meno male. Poi la sua mano divenne impulsiva e avvicinò la lama in una mossa istintiva. L'arabo si svegliò davanti al coltello ed esclamò senza tanto cervello: Voglio
Come mai? Chi tradisce non è degno d'essere uomo. È legge di Sicilia ed io non perdono. Provò a scappare il Moro in fretta e furia, ma la donna lo pigliò per la peluria. Arash, i capi. Si paga un prezzo per un tradimento così vile. Sì. Moro infedele, è giunta la tua fine. In un attimo gli tagliò la testa e il Moro fece una fine funesta. Un tempo ci vuole. Tante belle cose. Il capo divenne trofeo da esibire e poi per sempre basilico da accudire. Come ne finivo malo, frate. Tu come ti chiami? Maurizio. Ne finivo male. Si conclude così la leggenda delle teste di Moro, da cui bisogna trarne un gran tesoro. Una siciliana come me, che viene tradita, scippatesta, tia e pure Margherita. Oh! Maurizio, vieni che ti a presentare un amico. Maurizio, ti presento Mimmo, Maurizio, Mimmo. Ci avete una cosa in comune, tutti e due siete mezza testa, va bene? Fra poco mi unirò io a voi, non vi preoccupate. Amore, ci calmiamo, per Alexa? favore. Per favore, potresti mettere una sessione rilassante di meditazione mindfulness? Una sessione rilassante di meditazione. Grazie. Amore, che cazzo è Alexa, amore? Che stiamo facendo, amore? Cosa... Perché non facciamo una camomilla come tutti per rilassarci, no? Cos'è questa cosa? No, io mi scanto. Chi c'è seduta spiritica? No, amore, io mi scanto. No, io rimango qua con mia mamma. No, amore, no, per me. Maurizio viene con me, va bene? Maurizio viene con me. Amore, Maurizio ti mette qua, che stiamo facendo? Che cos'è questo, amore? Che cosa... Ah, dici tu cufeto. Cufeto svaporo spirito di Alexa. Che stiamo facendo? Devi stare muto. Muto. Maurizio non si parla, per favore. Bentornati. Buonasera. Salve. Non devi dire niente. Ma chi sto qua, amore, per favore? Chi è questo a casa nostra? Salve. Benvenuti a questa nuova esperienza di mindfulness. Sì, salve. Guardi, io e Maurizio siamo nuovi. Per noi questa è una lezione prova. Se ci piace, ci iscriviamo. Se non ci piace, ne siamo a casa, va bene? Amore, chi è questo qua? Mi sta scantando, amore. Chiudete lentamente gli occhi e non riapriteli fino alla fine della sessione. Va bene, occhi chiusi. Maurizio chiudi gli occhi se non ne facciamo. Chiusi, occhi chiusi. Non ci vedo. Sedetevi assumendo la posizione del Siddhasana. Siddhasana Peace. Qual è la posizione del... Collocate i piedi al centro del vostro pavimento pelvico. Qual è un pavimento La schiena pelvico? dritta ma non tesa. Sì. Il petto proteso in avanti ma non troppo. Va bene. I palmi delle mani rivolti verso l'alto, Sì. ma anche verso il basso. Chi si è confuso? Le braccia distese ma piegate. Sì. I gomiti incrociati e separati. Sì, no, e la testa alta nel Sì. basso ventre tra Sì. le braccia mescolate tra di loro. Amore, posso vedere come ti sei messa tu, amore? Perché... No! O mi convinci come sono messo io, amore?
Inchiappare un mimmo. Maurizio, meglio se tu casi senza razza, Maurizio. Amore, ti prego, mi sono messo male. Silenzio. Iniziate a respirare profondamente. Sì, ok. Inspirate Sì. ed espirate. Sì, io però c'ho il braccio praticamente. Inspirate Non ce ne fotte niente, a chi ce ne ed fotte. espirate. Sì, guardi, io non riesco a respirare perché c'ho il braccio che mi mi sta affocando. Va bene, mi sta affocando. Vabbè, come volete voi. Maurizio, tu come ti metti, Maurizio? Basta, amore, ti prego, che sono a disagio. Va bene? Adesso portiamo la nostra attenzione al pensiero sul quale la vostra mente si sofferma. Margherita! Un frazzo, un caponaso io. Invece Maurizio dice cacciava le micrania perché ci soffre tutto testa, mischina. Non ci possono fare attacchi perché dice che la ceramica non sa piglia. Amore, ti prego. Aia, piano. Adesso fate attenzione a quale emozione vi evoca quel pensiero. Rabbia! Addormentamento del braccio, il mio. Invece Maurizio volesse un occhio, gentilmente. Amore, ti prego, la smettiamo. No! Ma poi chi se ne va? Alexo? Proviamo adesso ad accorgerci che contenuto ha questo pensiero. Ok. È nel passato? Ma come? È nel futuro? Di cui sta parlando? È un ricordo? Non l'ho capito. È un progetto? È una zoccola! Un mio è un crampo. Invece Maurizio è De Caltagirone. Solo che a Mischi non si può fare a scalenare. Ci mancano i peri, una vita distrutta. Claudio. Amore, basta, ti prego. Noi ci ritiriamo, grazie. Bene. La nostra sessione si è conclusa. Un signore te lo paga. Potete riaprire gli occhi. Vi auguro una buona giornata. Sì. E vi dedico questo suono idilliaco. Qua. Maurizio, ti cresci un basilico, Maurizio. Amore, che abbiamo fatto? Amore, Abbiamo fatto una sessione di mindfulness per rilassarmi. E ti sei rilassata? Mi sono rilassata. Ti sei calmata? Mi sono calmata. Margherita, ci pensi più? Non mi nominare più Margherita! Cioè, mindfulness non serve a niente, Maurizio. Noi ci andiamo a fare una pasta col pesto. È servito invece, è servito. Oh. È servito per mettere un attimino tutti i pensieri in fila. E io ho capito, amore mio, che noi non siamo pronti. Brava, non siamo pronti. Perché noi siamo confusi. Siamo confusi, amore, siamo confusi. Siamo così confusi che io mi dasse fuoco. Ci venuto mi dasse fuoco. Però sono finte, meno male. No, amore, veramente siamo confusi. Perché io ti propongo la coppia aperta e poi sono più gelosa di te. Lo so. Tu mi chiedi di sposarti e poi ti senti con un'altra, ma lo capisci che c'è qualche cosa che non va? Sì, amore, infatti io ti volevo dire, rimaniamo quelli che siamo, amore, belli, carini, quieti, saporiti. Rimaniamo la coppia tranquilla che siamo, ti prego. Amore, ma noi non possiamo rimanere quello che siamo. Noi abbiamo bisogno di cambiare perché la nostra coppia, così come la maggior parte delle coppie, è difettata. Ma perché siamo difettati, amore? Ma perché? Amore, certo che siamo difettati, ma tu ti rendi conto che reazione pazza, folle ho avuto di gelosia? Io mi sono vergognata di me stessa, non è possibile. Ma no, amore, ma è normale, ma anche io mi ero ingelosito di Vittorio, è normale che anche tu ti ingelosisca di Margherita, questa cosa è normale, fra coppie, questa è una gelosia normale. No! La gelosia non è normale. Ed è questo quello che dovremmo metterci in testa tutti quanti. La gelosia non è normale, perché la gelosia spesso si trasforma in possessività e la possessività crea i mostri e i mostri spesso uccidono. Lo sai che cosa dovremmo fare noi? Noi dovremmo cominciare a riabituarci all'amore, a rieducarci all'amore, perché l'amore non è sei mia, l'amore è sei libera. L'amore non è essere l'uno la metà dell'altro. L'amore è essere due unità separate che camminano insieme tenendosi per mano. L'amore non è sono geloso di te. L'amore è mi fido di te. Questo è
è l'amore. Va bene, e quindi che a fare? Cioè, nel senso, io sono d'accordo su tutto, però come ci rieduchiamo l'amore? Ma che facciamo, amore? Come... Ma forse per rieducarci all'amore dovremmo ricordarci dei nostri primi amori, delle prime volte che ci siamo innamorati, tipo quando eravamo ragazzini. Bello, questo è bello, perché quando eravamo piccoli effettivamente avevamo tutti degli amori più puri, più innocenti, più sinceri, ci rispettavamo l'uno con l'altro. Ma lo sai perché prima, quando eravamo piccoli, tipo 17, 18, 19, 20 anni, quegli amori lì erano gli amori più belli, lo sai? Non perché eravamo piccoli, ma perché quando eravamo adolescenti più o meno e abbiamo vissuto i nostri primi amori, facevamo tutti una cosa che era il segreto dell'amore. Facevamo una cosa che poi col tempo abbiamo dimenticato, perché quando eravamo più piccoli noi prima uscivamo con le nostre fidanzatine, ci tenevamo mano nella mano e andavamo a mangiare una cosa insieme, e andavamo al cinema, ci baciavamo, ma poi a fine giornata ognuno se ne tornava a sua casa. Ed era quello il segreto dell'amore, perché tu ritornavi a casa, ti riappropriavi di te stesso, della tua solitudine. Cioè, quando ci vediamo, poi ci vediamo, ma quando? Ed era più bello, capito? E allora che cosa mi stai proponendo? Ci stai proponendo di affittare 2 case separate? Non fosse male, amore. Ma non lo possiamo fare. Pensaci. Non lo possiamo Ma fare. pensaci, amore. Scusa, non siamo pronte a diventare una coppia aperta? Va bene. Non vogliamo rimanere una coppia tradizionale? Va bene. E allora io ti propongo di diventare una coppia fidanzasciata. Cosa? Una coppia fidanzasciata, amore. Mezzi fidanzati quando stiamo insieme e mezzi lasciati quando ognuno se ne torna a sua casa. Ma lo sai che più lo sento e più questa cosa mi sembra proprio una geniacata. Mi pare mensa genialata e mensa cacata. Vabbè, amore. Amore, Secondo no, me non è la funziona. soluzione Ma- giusta ma- questa. Secondo me, e allora amore però qualcosa la dobbiamo fare. Questa coppia si deve evolvere in qualche cosa. E allora se tu ora dovessi scegliere le leggi del nostro nuovo amore, perché è giusto che ogni coppia poi decida per sé le proprie regole senza sentirsi giudicato da nessuno, perché l'amore non è uguale per tutti. E allora tu ora, se dovessi scegliere le leggi del nostro nuovo amore, che leggi vorresti? Allora, secondo me, tipo, noi dovremmo essere un po' vicini e un po' lontani. Un poco pazzi e un poco sani. I giorni pari innamorati e i giorni dispari soldati. Un po' bugiardi, un po' sinceri, cari amici e traditori. Così buffi e così seri. Così finti e così veri. Insomma, sembra che così possiamo essere tutto e più di tutto. A volte anche un po' meno di niente. Ma lo sai qual è la cosa bella? Che siamo noi. Ed è questo l'importante. Il segreto degli altri qual è? Quando lavano gli alti coi bassi, i giorni chiari con i giorni scuri, e sono sicuri, felici così. Stanno insieme per sempre anche se hanno il sogno di andare in America. Non sono come noi, che siamo figli tuoi, o dolce luna isterica. Noi, cani randaggi alla ricerca di un futuro vero. Noi, che di sicuro questo mondo non lo cambieremo mai, ma troveremo un modo nuovo per volerci ancora bene e rimanere insieme. Io ti voglio pure quando non ti voglio, come un temporale, come i baci all'aglio. Me ne vado ma la notte poi ti sogno, tu dalle un altro nome, un'altra direzione, ma non buttarla via, qualunque cosa sia.
fate pace. Fate pace. Non ci fu niente, non ci fu niente, non ci fu niente. Me ne vado ma la notte poi ti sogno, tu dalle un altro nome, un'altra direzione, ma non buttarla via, qualunque cosa sia. E a 30 anni, ad 80 anni, come due bambini grandi, senza foto del profilo e con il fango tra i capelli, un po' vicini, un po' lontani, un poco pazzi, un poco sani, giorni pari, innamorati, giorni dispari, soldati, un po' bugiardi, un po' sinceri, cari amici e traditori, così buffi, così seri, così finti e così veri, siamo tutto e più di tutto, siamo un po' meno di niente, siamo noi, ed è questo l'importante. Io ti voglio pure quando non ti voglio, pure quando come un temporale, come i baci all'aio. Vado via, però la notte poi non dormo, tu dalle un altro nome, un'altra dimensione, qualunque cosa sia, non la lasciamo andare via. Signore e signore, Anna Andrea Vitrano! Claudio Catisa! Grazie mille, fatevi un applauso per voi che siete venuti a trovarci questo pomeriggio, grazie.